Futuro da riscrivere per la provincia di Vicenza, un ente che tutti stanno rivalutando e che potrebbe essere presto anche oggetto di una riforma. Da 3 mesi esatti il nuovo presidente è Andrea Nardin, eletto con il 60% dei voti e a sua volta sindaco di Montegalda. Molte le competenze, ma nello stesso tempo si contano sulle dita di una mano quelle che impegnano più risorse e progetti. Pensiamo a quelle che sono le necessità delle scuole superiori, pensiamo ai tanti chilometri di viabilità che devono essere gestiti con manutenzione ordinaria, straordinarie, asfaltature, e pensiamo poi a quelli che sono i fondi, per esempio, di confine che vengono gestiti attraverso la provincia. Quanto alle scuole, sono pronti 30 milioni solo di fondi PNRR per le scuole superiori, molto numerose a Vicenza. Sulle scuole stiamo facendo tantissimi investimenti, in parte derivanti dal PNRR, quindi con tempi contingentati, stretti, con tempi di realizzazione brevi, e stiamo gestendo anche fondi propri, investimenti necessari a riqualificare quella che è l'offerta degli edifici, ma credo che l'aspetto più importante sia i ragazzi che lavorano, che studiano all'interno di questi edifici. E poi ci sono le strade, tutte della stessa importanza. La montagna ha strade che sono più a rischio di rovinarsi, ma meno traffico. Quelle di pianura sono meno rovinate, ma hanno molto più traffico. Circa 5 milioni di investimenti che vengono fatti semplicemente in asfalti, molti altri gli investimenti che vengono fatti per la messa in sicurezza, un focus particolare viene fatto sui ponti e numerosi sono gli interventi. Sono circa una cinquantina, 48 gli interventi programmati nei prossimi anni e già messi a progettazione. Il prossimo bando della provincia consentirà, ad esempio, di realizzare piste ciclabili a ridosso delle strade provinciali.